Le regole le regioni le hanno scritte: Green Pass, vaccinazione completa, tampone entro le 48 ore, guarigione dal Covid, ingresso di massimo 2 familiari per ospite nelle strutture. Il documento ufficiale ancora non c'è, però attende l'approvazione del governo. A essere pronte sono le residenze per anziani che vogliono consolidare il legame mai interrotto tra ospiti e familiari, sostenuto in questi mesi da videotelefonate e visite su appuntamento ma protette in presenza. Siamo pronti a organizzare qualsiasi altra modalità che aumenti la possibilità di relazione e di contatto nel momento in cui le norme lo stabiliscono e magari anche potendo, aumentando gli spazi, aumentare la frequenza delle visite, passando da una volta a settimana a 2 o magari a 3, proprio perché aumenta gli spazi fra l'interno e l'esterno. Sulla possibilità degli abbracci speriamo che ci sia questa chiarezza, perché su questo confidiamo molto. Fabio Toso è direttore generale della Fondazione Opera Immacolata Concezione, 4 residenze solo in provincia di Padova. Degli oltre 1000 ospiti, 70 sono morti per Covid nel terribile autunno 2020. La protezione degli anziani è prioritaria per chi lavora nelle residenze, come la necessità di relazione. Del resto, gli anziani hanno dimostrato in questi mesi, racconta Toso, che la voglia di vivere e lottare a loro non è mai mancata. Sono stati molto attenti al mantenere la somministrazione delle terapie, ricevere terapie, hanno voluto tutti il vaccino. Certo, possono vivere momenti di depressione, di solitudine, di lontananza dalla famiglia, ci mancherebbe altro, noi questo lo sappiamo e gli stiamo vicini, ma che qualcuno abbia rifiutato qualcosa che gli permettesse di vivere, no, questo non l'abbiamo verificato da nessuna parte, per questo che lottiamo per tutelarli nel miglior modo possibile.